Ed eccoci qua amici telespettatori, naturalmente sempre in giro per le città. Questa sera indovinate vi faccio fare un giro panoramico per l'Arcoin. Eh sì, siamo a Trapani, naturalmente vi voglio prima presentare la mia nuova collaboratrice Maria. Ciao Maria! Ciao ragazzi, vi saluto dall'Arcor, è una bellissima giornata e se volete saluto anche in tedesco tutti gli amici della Germania. Hallo liebe Freunde aus Deutschland, herzlich willkommen hier in Trapani auf den Hardcore Messe. Sentito? Avete visto? Maria è troppo forte. Questa sera Maria mi accompagnerà per un giro panoramico per l'Arcoin. Vi farò vedere praticamente in che cosa consiste l'Arcoin, che cosa ci troviamo quest'anno, anche se diciamo, come sempre, c'è gente che dice ci sono sempre le stesse cose. Noi vogliamo effettivamente vedere se ma ci sono anche novità. Ci sono. Sì, certo, ma noi siamo naturalmente ci sono pure io, ciao, da poco non ci visto, lo conoscete, Vito Turano, ciao Vito. Ciao ragazzi, buona serata, buona passeggiata e allora, ascolta, i telespettatori ti hanno visto già praticamente nella rubrica della Vespa. Della giusto? Vespa, il giro in città, Vespa sì, qualche giorno fa ci siamo visti. Ci siamo divertiti, siamo saliti a Elice. Sì, naturalmente lei non c'era Maria perché ancora ci dovevamo conoscere. Stiamo già organizzando quello il prossimo anno, già stiamo. Quello ci sarà senz'altro. Allora in quello ci porteremo Maria. Ci aggiorniamo, va bene. Allora ciao ragazzi. Io ti auguro una buona giornata. Buona serata anche a voi. Buona passeggiata anche a voi, sono belle cose e belle novità quest'anno. Perfetto. Ciao ragazzi. Ciao Vito. Ciao. Allora, amici telespettatori, le parole che vi dico sempre è: venite con me e Maria e andiamo a visitare l'Arcoin, dai! Naturalmente qua siamo all'inizio dell'Arcoin, stiamo per vedere uno stand dove c'è scritto Artigianato Ecuador, Ecuador. Belle cose. Vediamo di che cosa si tratta. Ci sono braccialetti di tutti i tipi, ci sono delfinetti, Sì. Ti piace qualcosa a te? Sì, ci sono, questi qua sono molto belli, a parte che anche per gli allergici come tu comunque sei una portatrice di braccialetti, giusto? No, vedi che non ne porto perché sono allergica a tutto, questi Ma che no, mi dici? a questi no. Ho capito. Qualche altra cosa Anche che ti questi, piace? Vedi, di legno. E questi li porti? Sì, ma siccome ultimamente me l'hanno presi di casa, perché mi sono venuta a visitarmi. Comunque ti stanno bene perché la tua pelle è praticamente bella abbronzata. C'hai una pelle abbastanza nera. Sì, tutto merito Ma sei del così giardinaggio. No, del giardinaggio. Io faccio giardinaggio Ti ma dedichi a fare giardinaggio e quindi ti abbronzi. Va bene. Andiamo avanti, andiamo a continuare il nostro giro. E naturalmente sulla mia destra invece c'è lo stand del pronto soccorso, cosa che non può mancare mai in una fiera perché diciamo la pubblica assistenza al soccorso per gente praticamente che si sente male o insomma ha bisogno di qualche altra cosa. Tu hai bisogno di niente? No, per ora no, forse più tardi. Ricordati che abbiamo il soccorso nel caso. Sì, no, l'ho visto, Okay. meno male che mentre qui, questa è una cosa importante per esempio. Medico siciliano. Questa è una cosa importante, ampli sound sordità, per cui per tutti quelli che hanno problemi di orecchio, che non ci sentono, tu ne conosci persone che hanno problemi di Hai orecchio? voglia. Salve, buonasera. Si lavora, sì? Sì, si lavora. Vabbè, voi praticamente che cos'è che sponsorizzate? Dei test audiometrici. Addirittura? Sì. Cioè praticamente uno può venire qua e misurarsi se ci sente oppure no? Oppure no. Allora mi potete controllare Maria gentilmente? Io sono sorda, so già cosa viene fuori. In che cosa consiste? Facciamo dei test audiometrici con cuffie. Davvero? Sì. Allora facciamo una cosa, mi voglio controllare io, dai. Controlla, va. Allora, devi entrare in cabina. In cabina. Allora mi tieni il microfono tu? Sì, lo tengo Amici io. telespettatori, guardate bene, attenzione perché sto facendo il test, come si chiama? Audiometrico. Audiometrico. Ora vediamo cosa esce fuori. Basta che esce di nuovo intero. Non sente. Sente. Non sente. Sente. Allora non è sordo, no? Ragazzi, basta che volete fare un test e controllate tutto, venite qua e avete tutto il controllo perfetto per vedere se avete problemi di udito oppure meno. Con questa scusa se l'è fatto pure Alberto. E ora vediamo cosa esce fuori. Mi sa che la situazione è grave qua. Avete pure apparecchi in caso che ce n'è bisogno, no? Perfetto. Allora usciamo di qua con le orecchie nuove di Alberto. A posto.
discretamente. Un po' di pelle Allora, sulla sinistra, ma molto bene. Alberto, non ti preoccupare in Mi ha caso detto di che, bisogno. che vado bene. No, ha detto. Ci ho avuto un po' di perdita, dove ha detto che ce l'ho questa perdita. Sull'orecchio sinistro qua. Sarà sicuramente lo stereo della macchina. Lo stereo perché della- c'ho la Maria qui praticamente che quando ci ascoltiamo lo stereo le piace, è bella abbondante. No, però Vabbè. sono gli apparecchi, non ti preoccupare. Esci di qua come nuovo. Certo. Sì. Vabbè, vi ringrazio tantissimo e buon lavoro. Andiamo avanti naturalmente e sulla nostra sinistra c'è Bazar. Elettrodomestici. Bazar significa praticamente che vendono un po' di tutto. Sì. Giusto? Un po' di Per cui misto, se a te ti serve elettrodomestici. qualcosa- esatto, elettrodomestici, non so, accessori per stereo. Vedi? Giocattoli per bambini, Giocattoli per bambini, cuscini, ci sono pure cuscini. belle sedie, vediamo Esatto. se sono comode. Vedi? È comoda? Sì, è perfetta, ci vuole un po' di riposo ogni tanto. Certo, pure di camminare. Camminiamo, Bisogna- non ci fermiamo mai. Bisogna riposarsi ogni tanto. Certo. Va bene. Continuiamo? Ok, andiamo avanti. E questa era Bazar. Andiamo avanti e stiamo con Feuro. Con Feuro, vediamo di che cosa si tratta con Feuro. Qui naturalmente Vestiti per non c'è i nessuno. cittadini. Patronato Labro. Non c'è nessuno, qui non c'è nessuno, quindi andiamo avanti. Qui c'è naturalmente la solita esposizione di macchine, per cui guardiamo sulla destra e vediamo praticamente alcune esposizioni di gazebo in legno. Ti piacciono i gazebo in legno, Maria? Sì, bellissimi. Specialmente qua col caldo che c'è. Perché ho visto che tu a casa praticamente hai dei gazebo. Sì. Non ce l'hai in legno, però ce l'hai lo stesso il gazebo, sì. No, Ti i piace? bordi sono in legno. Ah, i sopra bordi, in non li avevo tela, notati, sì. dovevo guardare più attentamente. Sì. Vabbè, Quelle per l'estate. questi praticamente sono per quelli che hanno tenute abbastanza. Sì, chi ha una bella terrazza, un bel giardino, Esatto. stare la sera fuori. È comoda, vedi se è comodo, vedi se ti piace. Come ti sembra? Perfetto. Ti sembra perfetto? Sono comoda. Ok. Poi Salve. se la vuole più comoda ancora ci metti un cuscino. Certo. E poi c'è un assortimento bellissimo di legno. Sì. Qua. Quelli perché praticamente? Che ditta è questa? Questa è la Gaspare Mirrione Legnami di Alcamo. Ok, beh, voi praticamente vi fate quasi tutte le fiere, sì. Diciamo di sì. Cosa costruite? Solo gazebi o costruite anche case prefabbricate? Sì, anche case prefabbricate, parquet, strutture in legno di qualsiasi misura e qualsiasi genere. Perfetto. Vi ringrazio e buon lavoro, arrivederci. Buon lavoro. Bello, eh? Vieni. Andiamo sempre da questa parte. Questo naturalmente continua sempre con il legno. Mentre là di fronte cosa abbiamo? Impianti. Impianti. Impianti praticamente di cosa? Vuol dire sono impianti per la produzione di luce. Ah sì? Sì. Qualcuno che ha problemi di luce? fotovoltaico. E lì ci sono aria condizionata. Ah sì? Sì, almeno così sembra da Sembra. lontano. Ma per Entriamo e guardiamo da vicino. clima. Certo. Anche se Bello. sono cose che non conosco. Cos'è sto coso? Cos'è? Sinceramente Non lo so. non lo so. Forse fotovoltaico. Esatto. Fotovoltaico. E questo? Questo è pure fotovoltaico. Esatto. Comunque è bello, vendono praticamente climatizzatori eccetera eccetera. A quanto costa la luce? Certo, conviene. Bisogna farsi un'idea come Logico. risparmiare. Mentre là di fronte? Lì di fronte a camini. Camini. I camini ci sono. I camini, quindi passiamo praticamente dal freddo al caldo. Giusto? Sì. Teoricamente dovrebbe essere così. Vabbè, Quindi per la gente magari che sente freddo viene qua, si compra un bel camino. che poi è elettronico, non c'è bisogno neanche di legna. Esatto, infila la Sembra spina, come. infili la spina e quindi Basta che c'è corrente che Certo. poi torniamo a fotovoltaico che Logico, risparmia. esatto, quindi un po' di qua e un po' di là. Certo. Va bene Maria, andiamo avanti? Andiamo. Andiamo.